Anche Mestre si sta preparando alla visita del Pontefice. Qui nel centro di solidarietà cristiana dedicato a Papa Francesco, voluto da Don Armando Trevisiol, sarà allestito un maxi schermo per permettere a chi ha difficoltà di spostamento di assistere alla messa di domenica 28 aprile. Una decisione presa dall'associazione Il Prossimo, che gestisce il centro e che allestirà il maxi schermo nel settore dedicato all'abbigliamento. Noi fino al venerdì sera alle 18, siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, faremo il nostro servizio normale. Abbiamo scelto chiaramente di farlo qua nel reparto vestiario, che sono 1000 metri quadrati, dove era il più semplice da spostare e il più semplice da attrezzare. E dunque quale posto migliore di farlo qui? Al coperto faremo uno spazio chiaramente dedicato alle prime file per chi avrà degli handicap, e per il resto metteremo tantissime sedie, tantissime poltrone che abbiamo anche nel reparto mobilio, e saremo qua a disposizione per tutti quelli che vorranno visitarci. Le porte del centro solidale saranno aperte circa un'ora prima per consentire agli ospiti di arrivare, accomodarsi e prendere posto. Abbiamo pensato a chi non poteva andare e soprattutto anche ai nostri volontari, ai nostri dipendenti, ai nostri residenti dei centri, di dire: ci mettiamo finalmente una volta in tranquillità e seguiamo questa messa che il nostro Santo Padre ci ha dedicato a Venezia. Peccato che sta solo 3 ore, però ci sediamo, l'ascoltiamo. L'associazione e i volontari hanno un grande desiderio per quel giorno speciale. Sappiamo che sono 3 ore molto intense, però sappiamo anche che ritorna in elicottero, e ho detto magari non si sa mai, allungando solo di 1 minuto la visita sul nostro centro, una benedizione dall'altro, ci servirebbe, perché è 3 anni che siamo aperti. Noi l'abbiamo dedicato a lui, Don Armando ci teneva molto al fatto che ci siano questi 2 uomini che ci rappresentano molto, e dunque è un sogno, ma se non si realizzerà noi non abbiamo problemi, andremo a trovarlo a Roma.